Definire un artista è difficile. La percezione dell'arte può dipendere dalla nostra interpretazione della realtà oppure dal contrario. La percezione o l'interpretazione di Sofia nasce tra pittura e artigianato, ma la sua firma si fa strada sperimentando nuovi stili e combinazioni. Originaria di Santa Lucia, Sofia ha ormai collezionato diversi successi nel mondo dell'arte, che per quanto irrazionale l'ha portata a soddisfazioni concrete. Da quando ero molto piccola non mi sono mai mancati i colori e i fogli bianchi da sotto le mani. Sono sempre stata molto curiosa e il mio modo di esplorare e di creare con la testa e con le mani effettivamente non si è mai fermato, quindi già da quando ero molto piccola disegnavo, creavo, riempivo i fogli con quello che mi circondava, ma anche con tutto quello che stava nella mia testa. E sono sempre cresciuta poi anche all'interno proprio del mondo dell'arte, perché mia mamma era restauratrice e prima ancora, quando io ero nella sua pancia, era una piastrellista, quindi in qualche modo ho sempre avuto a che fare con il mondo dell'arte e è diventata parte di me. Fortunatamente all'età di 29 anni ho già esposto in tutta Italia e all'estero, a Barcellona, New York, e fra queste anche la Biennale di Venezia, la Biennale di Trento ancora quando andavo a scuola, poi ho partecipato a una mostra per la Biennale di Roma e io spero di andare sempre più avanti. Il prossimo obiettivo è il Maxi di Roma. e, è vero, mi piace tanto esporre in giro per il mondo, non è solo per far vedere agli altri la mia arte, ma è per portare i miei messaggi. Attraverso il colore e le forme io mi esprimo, tiro fuori quello che fa parte di tutto il mio meccanismo artistico che ho in testa, di tutta la mia ricerca, di tutte le mie domande che trovano risposta attraverso il colore e la forma e la materialità. Attraverso queste opere io porto i miei messaggi al mondo, quindi il motivo per cui cerco di fare più mostre possibili non è soltanto per farle vedere, ma è per comunicare agli altri il più possibile. Allora, attualmente la mia tecnica si basa sulla creazione attraverso il gesso di spessori sempre diversi che attraverso l'inclinazione del raggio luminoso vanno a creare delle ombre sempre diverse e quindi i miei quadri posti davanti a delle finestre a ogni ora del giorno cambiano forma e cambiano anche il colore effettivamente. E cosa mi spinge a crearne uno nuovo? Generalmente mi piace farmi ispirare dall'esterno, però capita anche di avere dei momenti all'interno di noi stessi dove abbiamo delle cose da dire, no? Ci sentiamo in modo particolare, o arrabbiati, o tristi, o semplicemente molto felici e lo vogliamo comunicare. Questa è la molla che mi spinge, far vedere agli altri le cose come le vedo io, in maniera diversa. Magari capita che io prenda ad esempio anche delle figure umane, ma a questo punto non vado più a rappresentare come facevo a scuola, gli zigomi, la bocca, i denti, le unghie, i peli, i capelli, ma rappresento quella che è l'essenza dell'essere umano. Attraverso delle linee, delle forme, dei movimenti che si possono toccare poi quando l'opera è finita, il fruitore lo può toccare, anche un cieco può vedere le mie opere e rendersi conto di quello che c'è dentro, non attraverso quella che è la pellicola esteriore che vediamo tutti normalmente senza mai soffermarci a capire cosa c'è dietro.